Un ordigno artigianale mostrato sui social, foto di armi e post sulla preparazione di esplosivi. È scattato l'arresto per un uomo residente a Pontencchio Polesine, in provincia di Rovigo. A far partire l'intervento è stata una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del profilo social dell'uomo. La Digos di Rovigo, il COSC di Venezia, la Polizia Postale e gli artificieri hanno quindi avviato gli accertamenti e raggiunto la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato il manufatto mostrato online, che si è poi rivelato inerte, insieme a diversi proiettili detenuti illegalmente, coltelli del tipo push dagger, ovvero con la lama a doppio filo e punto acuminata, e una pistola scacciacani modificata, ritenuta potenzialmente idonea allo sparo. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni oltre al profilo social. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e il giudice ha per questo convalidato l'arresto disponendo domiciliari.